Buonasera, vi do il benvenuto a questa ultima parte del convegno Innesti Archivi di Comunità 2020-25 e lascio subito la parola a Marlene Huber del Deutsche Amt für Film und Medien con Vita in Movimento, Bewegtes Leben, l'archivio delle pellicole in formato Super 8 dell'Ufficio Film e Media a Bolzano. Buonasera. Grazie. Buonasera a tutti, qua in sala e collegati. Io sono Marlene Huber, coordinatrice dell'Ufficio Film e Media della ripartizione cultura tedesca e mi occupo anche dell'archivio audiovisivo del nostro ufficio. Il nostro ufficio è paragonabile al centro audiovisivi, al CAP, qua in sede. Noi ci occupiamo del materiale del gruppo linguistico tedesco. Allora, l'archivio del nostro ufficio nasce negli anni '80 con le prime pellicole in 16 mm. Si tratta di filmati ad uso didattico nelle scuole. Una volta cadute in disuso perché obsolete, e col passaggio alle videocassette, queste pellicole hanno formato la base del nostro archivio audiovisivo che poi negli anni si è arricchito. In una prima fase, dagli anni '80 fino agli anni 2000, ci siamo occupati più che altro della salvaguardia di fondi di professionisti, di registi professionali e di fotografi. Studi fotografici quali il Waldmüller che alcuni conosceranno. Questo era il nostro focus. Abbiamo svolto un progetto europeo che si chiamava Netzwerk AV-Medien, rete media audiovisivi, che era un progetto molto importante per noi perché in quegli anni, siamo nel 2005, 6, 7, abbiamo sperimentato per la prima volta con la digitalizzazione dei nostri media, dei nostri filmati, appunto quelli dei registi professionali, e abbiamo sperimentato anche come catalogarli. Sicuramente ne avrete parlato già ieri o stamattina, che catalogare gli audiovisivi comporta alcune difficoltà perché stiamo parlando di pellicole, di rulli, ma non ogni pellicola è un dataset completo. Un film, ad esempio, è formato anche da 2 o 3 pellicole, per cui lì abbiamo dovuto capire come mettere questi filmati nel nostro dataset. È stato importante questo progetto per capire dove si trovano questi fondi audiovisivi in Alto Adige, perché non c'era catalogo. C'era il niente, il deserto, e grazie all'iniziativa di Elisabeth Baumgartner, una giornalista RAI, che ha capito che bisogna fare qualcosa, che bisogna fare un catasto, un catalogo, abbiamo iniziato questo lavoro e ci siamo concentrati sui fondi di lei, Elisabeth Baumgartner, giornalista RAI, di Mario De Genghi, regista e cineoperatore di Merano, che ha lavorato tantissimo anche lui per la RAI, uno dei primi, e il fondo del Comitato Radio Ladin, un fondo delle trasmissioni di questa stazione radiofonica. E da lì abbiamo fatto queste prime esperienze e abbiamo capito che oltre ai fondi professionali, stazioni televisive, stazioni radiofoniche, c'è un grande patrimonio di riprese amatoriali, che sarebbero questi qua, Super 8, non so se tutti li conoscete. In famiglia, oltre a fare delle foto, si facevano delle riprese su queste pellicole in 8 mm e lo usavano a partire dagli anni 70-80, più che altro. E in quegli anni, siamo negli anni 2005-6, abbiamo capito che c'è tanta necessità, c'è anche tanto desiderio di salvaguardare queste pellicole, che sono amatoriali.
e abbiamo trovato abbastanza difficoltà a convincere l'Unione Europea e anche la rete che si è creata col primo progetto europeo che queste pellicole sono importanti. Perché i professionisti, i registi dicevano ma va, queste cose amatoriali di famiglia a chi interessano? Ma noi ci abbiamo creduto tantissimo e siamo riusciti ad ottenere questo finanziamento europeo e siamo partiti con il progetto Vita in Movimento Bewegtes Leben. E ci siamo posti la domanda, ma come riusciamo a raccogliere queste pellicole che si trovano presso le famiglie? Conosciamo abbastanza famiglie per ottenerle e abbiamo pensato di indire un concorso con dei premi. Ci è andata molto molto bene questo concorso, non sapevamo e mi sono tirata fuori le cifre. Allora, l'abbiamo indetto in marzo del 2009 e fino a maggio la gente poteva consegnare queste pellicole da noi in 5 categorie. C'era famiglia, c'erano usi e costumi, storia contemporanea, lavoro e tempo libero. Queste erano un po' le categorie e ogni categoria prevedeva 3 premi in denaro di somme molto basse, ma comunque c'era il premio e c'era anche poi la premiazione. Allora, ci hanno consegnato la bella cifra di 17.000 di questi rullini. A noi bisogna precisare che era un progetto europeo transfrontaliero, per cui noi qua in Alto Adige con i nostri partner nel Bundesland Tirol. 17 rullini sono, dopo averli digitalizzati, sono 250.000 minuti di film, ovvero 4.200 ore, e se li mettessimo uno dietro l'altro sono 1.500 chilometri. Allora immaginate che ci ha posto tanti problemi, perché noi nella stima del volume, della quantità, eravamo molto molto sotto. E allora ci siamo trovati davanti a questa mole di materiale e dovevamo digitalizzarlo, perché questo era previsto dal regolamento. Abbiamo fatto degli sforzi enormi e ci siamo riusciti e abbiamo creato questo bellissimo archivio, ricchissimo. Le riprese più antiche risalgono agli anni 60, 1960, e arriviamo fino agli anni 90. Provengono adesso parlo per l'Alto Adige, da tutte le valli, più o meno, con una certa concentrazione dove c'erano dei club di videoamatori. A Bolzano, ad Appiano, in Val Venosta c'erano dei club molto attivi e ovviamente lì hanno ripreso molto e hanno addirittura fatto dei piccoli filmati di fiction, cioè con attori, con dialogo, con la musica sotto. Erano però poche questi film fiction. Il materiale che abbiamo ricevuto è materiale grezzo, così come è stato filmato, ripreso e ci è stato consegnato, senza montaggio, senza niente. L'abbiamo digitalizzato tutto e l'abbiamo catalogato tutto ed è ricercabile nella mediateca.bz.it per il materiale dell'Alto Adige e presso il Ferdinandeum, presso il catalogo del Ferdinandeum per il Tirolo. Allora, con questo ricchissimo patrimonio ci siamo trovati nel 2009 e abbiamo detto dobbiamo valorizzarlo. Ce l'abbiamo fatto, l'abbiamo reso accessibile e adesso ci siamo posti la domanda della valorizzazione. E abbiamo pensato di portarlo nei paesi, in tutto l'Alto Adige, creando un format che abbiamo chiamato Bewegtes Leben, Vita in Movimento on Tour. Vi ho portato dei DVD e adesso vi spiego cosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto un collage
prendendo il materiale dal nostro archivio relativo a un determinato paese. Abbiamo preso dei contatti con delle associazioni, ci sono i Bildungsausschüsse, i comitati di educazione permanente, con le biblioteche o altre associazioni che ci hanno contattato, o con gli stessi film club, ad esempio in Val Venosta. Abbiamo fatto insieme la scelta del materiale e poi si è montato questo collage di sequenze con le riprese, con delle immagini provenienti proprio da quel paese. Vi ho portato Calton, Caldaro, Brat e Laces, giusto per farvi un'idea. Il collage è stato fatto o soltanto mettendo una sequenza dopo l'altra, in alcuni casi però a Prato allo Stelvio, c'erano proprio degli attori che hanno fatto da conduttori. È diventato proprio un film con inizio, poi ci hanno spiegato qualcosa, hanno fatto anche degli sketches, delle cose, degli momenti un po' comici, ad esempio. Ecco, hanno fatto questo collage col nostro aiuto e poi lo abbiamo proiettato in quei paesi. E questi sono i momenti più belli in assoluto, perché è la sala piena, perché nei paesi la gente viene ed è interessata. È tutto il buio, ci sono queste sequenze, raramente con un audio originale. Il più delle volte mettiamo noi una musica di sottofondo, però proprio sottofondo, perché la gente inizia a parlare, a chiacchierare. Si riconoscono o loro stessi, o riconoscono dei parenti, riconoscono dei conoscenti, e si vede con determinate scene che magari sono un po' più divertenti, che si alza il volume in sala e poi scende. È emozionantissimo, cioè io quando sono presente in queste proiezioni dico ok, dobbiamo farlo per altri paesi ed è veramente importante che lo facciamo, perché crea un senso di comunità e quando la proiezione è finita la gente non se ne va, sta lì, chiacchiera, commenta quello che ha visto. E mi è capitato in un paese piccolo a Proves, e lì il collage era breve, durava 20 minuti, che mi hanno chiesto di ripeterlo. Nella stessa giornata, il pomeriggio, l'abbiamo visto 2 volte. E lì dico, ok, è importantissimo salvaguardare questi materiali e poi metterli di nuovo a disposizione. Il più delle volte abbiamo anche deciso di fare il DVD per dare proprio in mano qualcosa. Poi adesso se sono in grado di leggere il DVD è un altro discorso, ma metterlo anche nella libreria ha un suo valore. Quasi sempre l'abbiamo fatto. Chi avesse interesse di vederlo, questi qua ve li lascio volentieri, se no si trovano anche da noi. Ok. Bon, questo va avanti dal 2008 e va avanti anche la digitalizzazione dei fondi, perché i fondi ci arrivano. Quasi ogni settimana qualcuno si presenta con una scatola piena, una borsa piena di filmati. Noi prima li visioniamo e cerchiamo di capire se il materiale è di interesse e se lo è farà parte del nostro archivio e facciamo un contratto con le persone e possiamo procedere con il lavoro di digitalizzazione, catalogazione e pubblicazione nel catalogo online. Okay. Da 5 anni partecipiamo alla giornata mondiale internazionale del patrimonio audiovisivo dell'UNESCO, che è proprio settimana prossima, il 27 ottobre. In quella giornata molti archivi audiovisivi in tutto il mondo fanno delle iniziative per valorizzare il patrimonio e per far conoscere i propri archivi. Noi aderiamo da 5 anni e facciamo un Sichtungstag, lo chiamiamo. È una giornata dove montiamo il proiettore, quello originale,
e invitiamo la gente a venire con le proprie bobine, i rullini, a farli, abbiamo 2 persone che ancora lo sanno fare, a montarli nel proiettore e si proiettano proprio come si faceva una volta. Anche queste sono dei momenti veramente speciali, perché spesso vengono in 2, marito-moglie o figlio e papà, e iniziano a parlare. Visionando queste pellicole iniziano a chiacchierare, a parlare del loro passato, di quello che è cambiato, e hanno la possibilità di vedere queste pellicole che a casa non avrebbero, perché molto raramente sono ancora in funzione questi proiettori. Ci sono le lampadine che non si trovano più, ci sono delle parti che si rompono, c'è tanto materiale che col tempo proprio si corrompe. E avrei portato un clip che abbiamo fatto proprio per promuovere questa giornata internazionale del patrimonio audiovisivo, che adesso farei partire io, da qua. Ok. Volete finire? Ok. Sì, da questo breve clip vogliamo dare un'impressione di quello che c'è nel nostro archivio. Vediamo che ci sono delle riprese in bianco e nero, a colori, scene di lavoro, di feste, c'è di tutto, c'è veramente di tutto. E lo usano spesso qui da noi a Bolzano quando hanno bisogno di materiale per i documentari, anche televisivi, di temi più svariati. Sono dei film di documentazione storica, ma anche di usi e costumi, di tutto. Lo diamo gratuitamente questo materiale, ci basta l'indicazione dello scopo per cui verrà usato e del nominativo e un recapito. Abbiamo optato per questa soluzione molto semplice e molto aperta nell'uso. Ecco, questo sarebbe stato il mio intervento per presentarvi il nostro archivio. Sono qua per rispondere a delle domande o anche per discutere di altre esperienze. Sì. Posso iniziare io con una domanda? L'ultima cosa che ha detto, che questo materiale viene ceduto liberamente, diciamo, sì. E avete dei vincoli, per esempio sull'uso che ne viene fatto, o per esempio se qualcuno lo vuole usare per qualcosa a scopo di lucro, lo date lo stesso? Sì, sì.
Lo diamo per un unico progetto, cioè ci indicano il progetto per cui vogliono usarlo, sarà un film o sarà in mostra, un video, e per questa determinata occasione lo diamo. E poi devono, se vogliono usarlo in un altro momento, devono richiedere. Il controllo che noi facciamo è che venga usato, che noi sappiamo per cosa viene usato. Alcune volte c'è chi ci ha chiesto una parte molto cospicua dell'archivio e lì dobbiamo sì valutare un po', perché l'archiviazione è comunque compito nostro. E se qualcuno si vuole creare il suo archivio col nostro materiale, questo non va bene perché non abbiamo acquisito i diritti per cederlo per l'archiviazione a qualcun altro. Noi abbiamo acquisito i diritti per divulgarlo in singole situazioni, per proiettarlo, ecco. Alcuni comuni volevano farlo. In seguito a queste iniziative volevano avere tutto ciò nel loro comune. Però lì poi abbiamo spiegato che comunque tenere un archivio audiovisivo non è da poco, anche per quanto riguarda la mole di dati, per quanto riguarda la sicurezza e anche la conversione nei formati, perché comunque sarà necessario anche convertire i formati che teniamo adesso. E lì finora ci siamo riusciti dando loro magari una copia cartacea dei metadati del catalogo o semplicemente invitandoli a mettere un link sulla nostra mediateca. Mm-hmm. Ma nell'archivio ci sono solo questi filmati o ci sono anche voi avete prodotto delle interviste o avete fatto un lavoro voi di film oltre alla presentazione e all'archiviazione? No, questo lo lasciamo fare a Patrick. No, in questo archivio abbiamo le pellicole, cioè abbiamo i file scansionati. Nella documentazione cartacea che teniamo raccogliamo tutte le informazioni utili al fondo, ma le interviste ai datori dei fondi o ai proprietari dei fondi finora non l'abbiamo fatto, no. Però ha ragione che sarebbe molto interessante farlo per capire la struttura del fondo, la storia che ci sta dietro, ovviamente sarebbe molto utile farlo. E di carattere storico anche non ci sono testi filmati, non so, pane politici con che, cioè una manifestazione, magari qualcuno che ha filmato una manifestazione politica, una riunione con delle rivendicazioni, ci sono di questi materiali. Anche nelle pellicole amatoriali ci sono delle riprese che riguardano la storia contemporanea, sì. Non tantissime, però alcune ci sono. Mm-hmm. Quali sono i requisiti per potervi donare dei filmati, diciamo? Noi lo chiamiamo il Landesinteresse, l'interesse provinciale, non so come tradurlo, del territorio, esatto. Durante il concorso abbiamo raccolto anche i filmati proprio di famiglia, compleanni, Pasqua, Natale, prima comunione, matrimonio. Durante il concorso andava bene, così abbiamo costruito anche una mole di materiali di questo genere. Però l'interesse territoriale sui filmati del matrimonio direi che l'abbiamo esaurito anche con questa raccolta, per cui adesso se ci presentano dei fondi li visioniamo e cerchiamo di capire chi potrebbe voler usare questi materiali o anche se è di rilevanza storica per la provincia, per l'intero territorio. Facciamo ben una selezione, sì. Tipo, allora, sì, filmati di famiglia raramente li prendiamo, a meno che non facciano parte di un intero fondo dove c'è materiale molto interessante. Allora, per non rompere questo legame, ovviamente prendiamo in archivio tutto il fondo. Sì. Altre domande? No.
Tocca a te, Tocca a te, Patrick. Patrick. Grazie a Marlene Huber, molto interessante. Adesso lasciamo la parola a Patrick Curru della Biblioteca Provinciale Italiana con un intervento dal titolo Handwerk im Wandel. Mestieri di ieri e di oggi. Arrivo subito, che volevo farvi vedere. Allora, buon pomeriggio a tutti. Intanto adesso faccio partire la mia presentazione. Volevo prima aprire un attimo la nostra pagina YouTube per farvi vedere poi come abbiamo organizzato la playlist dei video del progetto di cui vi parlerò. Quindi solo giusto un attimo. Ok, si vede? Sì? Sì, ok. Grazie Karin, intanto per la presentazione. Un ringraziamento a Fabrizio, il nostro tecnico, veramente il contributo veramente, veramente prezioso, non solo in queste 2 giornate, ma sempre, quindi veramente lo ringraziamo che ci ha consentito anche di fare questo collegamento da remoto, questa diretta YouTube con una qualità veramente eccezionale, perché io ieri e oggi vi ho ascoltato da lì, avevo delle questioni di lavoro da terminare. Questo è il progetto di cui vi vorrei parlare oggi. Questo è un progetto appunto portato avanti dalla Biblioteca Provinciale Italiana Claudio Augusto. Ovviamente è un progetto nato e possiamo dire concluso quest'anno, quindi 2025. Chi sono? Ovviamente queste giornate sono dedicate agli archivi di comunità, quindi abbiamo sentito declinare questo termine comunità in vari modi, ha visto coinvolti tanti soggetti. E noi in questo progetto ci siamo, diciamo così, abbiamo cercato di mettere insieme diverse comunità. Come succede nella maggior parte dei progetti, ovviamente, degli archivi di comunità, diciamo così, è impensabile immaginare che sia solo una comunità quella coinvolta nei progetti, no? Ma ci sono sicuramente i soggetti interessati, ma anche le persone che portano avanti questi progetti e che rappresentano loro stessi delle comunità. E noi qui abbiamo cercato di tenere insieme 3 soggetti che, diciamo così, lavorano a livelli ovviamente diversi. Una, diciamo, comunità istituzionale, come si potrebbe definire, che è ovviamente una comunità che è composta, come dice il termine stesso, da soggetti istituzionali, ma che sono anche soggetti politici. E quindi dietro a una comunità di questo tipo c'è un interesse sicuramente culturale, ma anche un interesse politico. Quindi una, diciamo così, anche una direzione politica in un certo senso. Quindi abbiamo ovviamente il nostro assessorato, che riguarda la cultura italiana, ma anche lo sviluppo economico,
ed è quella la parte, cultura italiana e sviluppo economico, cultura in realtà, italiana lo terrei tra parentesi, e sviluppo economico, che sono state un po' le linee guida di questo, che ci hanno indicato la via di questo progetto, di questa idea. L'ufficio artigianato e aree produttive, grazie alla collaborazione di queste due colleghe, Elena Lucio e Petra Vedovelli. Petra Vedovelli che mi ha accompagnato nella raccolta delle interviste. Diciamo che questo ufficio è stato il nostro gatekeeper, potremmo dire, che ci ha aperto, ha fatto in modo che gli artigiani ci aprissero le loro porte a me, Patrick Curru, in rappresentanza della Biblioteca Provinciale Italiana Claudio Augusta. E ovviamente ci siamo noi, io e Petra abbiamo raccolto queste interviste. C'è una comunità che ho voluto definire educativa, perché in questo progetto abbiamo voluto coinvolgere una classe di un liceo linguistico. Voi sapete tutti che esistono progetti di alternanza scuola-lavoro, ebbene, che solitamente si realizzano con studenti e studentesse singolarmente. Qui abbiamo organizzato un'alternanza scuola-lavoro di gruppo. Quindi questa classe è venuta qui da noi in biblioteca in quest'anno per alcuni mesi, 3 mesi, anzi 4 mesi, e in vari momenti, passando con noi delle mattine, diciamo, intere. E li abbiamo coinvolti in questo progetto per una, diciamo così, attività in particolare. E poi ovviamente abbiamo la nostra comunità artigianale, diciamo così, quindi di artigiani che abbiamo coinvolto, che sono queste 10 persone, sono, come potete vedere, per la maggior parte uomini, e c'è solo una donna che è Irene Tomedi, che è appunto la nostra restauratrice tessile molto famosa, conosciuta in tutto il mondo, perché ha lavorato anche sulla Sacra Sindone, la conoscerete ovviamente. Quindi dove siamo andati? Diciamo, io e Petra ci siamo spostati un po' per l'Alto Adige, siamo rimasti ovviamente a Bolzano, ma siamo andati anche a Bressanone, Brunico, Nova Ponente, Merano, Ponte Adige, San Leonardo in Passiria. È stata una bella esperienza, e poi anche in Val Badia. Allora, qui gli obiettivi di questo progetto erano e sono tuttora diversi. Diciamo che questo progetto è stata un'occasione per iniziare a raccogliere un patrimonio di interviste che all'interno dell'archivio di storia orale della Biblioteca Claudio Augusta, che ricordo brevemente raccoglie interviste già a partire dal 2003, dicevo, un patrimonio di interviste dedicate agli artigiani che mancavano. Effettivamente era una parte che mancava, anche perché è molto difficile trovare, mi sono accorto anche confrontandomi con l'ufficio artigianato, con le colleghe dell'ufficio artigianato, trovare diciamo così, artigiani e artigiane di madrelingua italiana. È stato abbastanza complicato, quindi diciamo, gli obiettivi di questo progetto sono ovviamente recuperare le memorie, le storie di vita di questi artigiani, ma anche una narrazione rispetto a come ho scritto qui, a un saper fare. L'obiettivo era quello di individuare quella serie di mestieri che, diciamo così, ci siamo detti ridendo, in rischio di estinzione, ma che stanno in qualche modo vivendo una rapida trasformazione a causa dei cambiamenti economici, tecnologici, ma anche naturali. Quindi ovviamente l'obiettivo è quello di creare un fondo, come è già stato detto, e
provare a documentare le storie di vita e l'artigianato locale e cercare di capire se questo possa essere una documentazione utile anche ad evidenziare l'evoluzione dell'artigianato nel tempo qui in Alto Adige. E ovviamente tutta la parte della valorizzazione e della trasmissione non solo del sapere in sé, ma proprio dell'attività artigianale, quindi una trasmissione, diciamo così, del piacere che queste persone hanno a fare il loro lavoro e quindi anche da parte loro la volontà di trasmettere alle generazioni più giovani questa passione e anche questo, diciamo così, voglia e consiglio anche per le giovani generazioni di intraprendere un percorso che li vede poi protagonisti nelle attività artigianali qui in Alto Adige. Per questo abbiamo individuato un primo nucleo appunto di 10 interviste grazie all'ufficio artigianato che ha stilato una sorta di lista di mestieri in via di estinzione, come li abbiamo chiamati prima, che sono in realtà poi anche mestieri molto, molto specifici, quindi parliamo appunto abbiamo nominato prima Irene Tomedi, quindi stiamo parlando di un restauro di tessuti antichi, ma anche molto banalmente un maniscalco, oppure anche molto banalmente un artigiano che produce delle botti per il vino, oppure un lavoratore del legno, cioè restauro di mobili antichi, ma non solo. Quindi sono varie le professioni. Abbiamo immaginato delle domande che potessero ripercorrere, come abbiamo detto prima, la storia di vita, quindi il proprio percorso personale, insomma come queste persone si sono avvicinate al mestiere. Abbiamo ovviamente fatto domande sulla formazione, sulla loro passione per questo mestiere, sulla pratica vera e propria, quindi come si svolge questo mestiere, il rapporto con il territorio, quindi con la comunità di riferimento, in questo caso locale, quali sono le sfide e quale sguardo verso il futuro hanno queste persone. La lingua, per la maggior parte dei casi, 8 interviste è stato il tedesco, ovviamente con dialetti diversi, perché io ho una grande familiarità col dialetto, perché comunque mia mamma è del Renon, madrelingua tedesca, ma diciamo che è stata una sfida per me andare a sentire il dialetto di San Leonardo in Passiria. Ho capito quasi tutto, ma riascoltando le interviste è stato, diciamo così, abbastanza complicato. Quindi vari dialetti, ovviamente siamo, come dicevo prima, andati da Merano a Brunico, Bressanone, San Leonardo in Passiria, Valbadia ancora diverso, quindi. E interviste in lingua italiana, due interviste in lingua italiana su queste 10. Sul tempo abbiamo raccolto 10 ore di registrazione e durante le interviste ci sarebbe piaciuto a me e alla collega Petra Vedovelli raccogliere ancora più informazioni, quindi fare ulteriori domande, ma ci siamo dovuti, direi, passatemi il termine, scontrare con un'idea o con la volontà della maggior parte di queste persone di, diciamo così, avere una concezione del tempo che è molto preziosa, nel senso che eravamo consapevoli di togliere del tempo alla loro attività di artigiani, quindi attività lavorativa, perché ci hanno accolto in momenti durante la settimana ed è stato anche molto complicato individuare dei momenti precisi in cui incontrarci.
E questo è stato abbastanza interessante da una parte, ma anche frustrante, perché comunque volevamo chiedere, fare domande, eravamo molto curiosi, ma la maggior parte di loro avevano molto piacere, ma si rendevano conto che lo spazio che potevano dedicarci era poco. E quindi questo è anche una esperienza per me molto, molto diversa dal solito, perché le interviste che raccogliamo come biblioteca durano anche 7 ore in più momenti diversi, oppure un'unica sessione può durare anche 2 ore e mezza. Qui a fatica, diciamo così, siamo arrivati all'ora e con alcuni anche meno di mezz'ora, quindi diciamo così, per me è stata per l'approccio che la biblioteca ha nei confronti delle interviste e nelle storie di vita come interviste di storia orale è stato abbastanza, diciamo così, anche interessante. Ovviamente abbiamo fatto firmare delle liberatorie per queste interviste e poi, come dicevo prima, questa comunità che mi è piaciuto definire comunità educativa, diciamo così, abbiamo coinvolto questa classe del liceo linguistico per le trascrizioni che abbiamo fatto ovviamente in tedesco e in italiano, ma abbiamo anche le trascrizioni in lingua inglese. Abbiamo scelto di avere queste 3 lingue per queste interviste. E, abbiamo diviso la classe in vari gruppi ed è stato molto, molto interessante vedere come queste ragazze, questi ragazzi si sono confrontati con le interviste e con il testo, anche fargli capire, cosa che per noi forse è una questione banale, far capire come trascrivere, che cosa trascrivere. No? Le domande principali erano: ma devo trascrivere tutto, anche sta dicendo ba, bu, ba, intercalare. Quindi per noi è stato anche un momento per parlare di cosa vuol dire trascrivere un'intervista di storia orale e quanto si perde nella trascrizione di un'intervista di storia orale, e lo sappiamo. Ed è stato anche bello vederli confrontarsi con i vari dialetti, come dicevo prima. Comunque è stato molto interessante. E un gruppo, perché abbiamo divisi in vari gruppi, ci ha chiesto anche di poter ritornare e darci una mano a trascrivere anche altre mini interviste, perché è stata una cosa che li ha molto colpiti. Sono state storie che li hanno effettivamente colpiti. Per la conservazione abbiamo ovviamente i nostri server provinciali e una seconda copia su hard disk, e poi abbiamo usato YouTube perché ci è sembrato, diciamo, al netto di tutto, lo strumento più immediato per una restituzione, diciamo così, agevole al pubblico. Ed ci è stato anche molto utile lavorare con YouTube Studio e le trascrizioni, quindi creare i sottotitoli nelle varie lingue, quando abbiamo lavorato con il gruppo di studenti. Quindi la scelta è ricaduta su questo proprio come strumento agevole, in questo senso, no? Ovviamente adesso abbiamo cercato per ogni tema, diciamo, che abbiamo affrontato durante l'intervista, di trovare dei punti, diciamo così, in comune tra tutte queste storie. Diciamo, per il percorso personale e la formazione, anche degli elementi che forse sono anche ovvi da un certo punto di vista, ma sentirli raccontare è stato anche abbastanza, è stato molto molto interessante. Quindi anche l'avvicinamento al mestiere, che avviene ovviamente spesso in famiglia, ma con vie veramente molto diverse. Uno dei temi sul quale abbiamo riflettuto anche con la collega dell'artigianato è stata la formazione. È venuto fuori spesso con alcune persone intervistate che in Alto Adige, o comunque anche a livello nazionale, ma anche per esempio in Austria, Germania, alcune professioni sono molto coperte da una formazione di alta qualità,
però alcune professioni che sono molto molto specifiche non esiste più questa formazione, e quindi anche la trasmissione da parte di persone che sono più competenti, che sono più formate, che hanno esperienza diventa fondamentale. Questi sono aspetti utili, che ci potrebbero anche essere utili per ragionare a livello proprio della formazione, e capire, anche sentire le voci di queste persone potrebbe essere utile. Ovviamente c'è grande passione per il proprio mestiere e sul cambiamento, perché era proprio questo Wandel che volevamo capire che tipo di trasformazione stavano vivendo queste professioni. È ritornata spesso la burocrazia come elemento, diciamo che fa parte del cambiamento, perché toglie energia, toglie ore di lavoro, e noi lo sappiamo abbastanza bene, diciamo così, a quello che è il loro lavoro, a quello che è il loro mestiere, alla pratica effettivamente. Sono anche le dinamiche di mercato, quindi confrontarsi, per esempio, come diceva il tessitore in Val Badia Schuen, confrontarsi anche sempre di più con dei tessuti di poco prezzo che vengono da altri paesi, e riuscire a rimanere competitivi in un mercato globalizzato. E anche la digitalizzazione in parte, cioè anche in questo caso i cambiamenti a livello tecnologici dei propri ferri del mestiere, diciamo così. Il contatto ovviamente personale è quello che è emerso con più forza, soprattutto in contrasto con quello che è un lavoro, diciamo così, non artigianale, quindi l'elemento umano, il contatto personale con le persone, con i propri clienti, diciamo così, è emerso come valore assoluto, come valore veramente molto importante, che mi è piaciuta questa frase di Temelin che dice: questo contribuisce, questo rapporto tra l'artigiano e la persona contribuisce a dare tessuto e identità al territorio, no? E questo è un elemento che in questo Wandel, in questo cambiamento, viene progressivamente meno, diciamo così. E poi per quanto riguarda le sfide, diciamo, la grande difficoltà è quella di poter portare avanti questo mestiere per la maggior parte delle persone, quindi trovare delle persone che possano accogliere questa pratica. E poi, diciamo, quando pensiamo che queste storie che sono micro si riallacciano a eventi che invece sono macro, come per esempio il cambiamento climatico, è stato abbastanza sorprendente sentire Mittelberger, che è appunto il fabbricatore di botti per il vino, che si confronta con diciamo appunto il cambiamento climatico, nel momento in cui si trova a dover a maneggiare una materia prima che prima era diversa. Quindi anche in questo caso è interessante vedere e sentire, insomma, questo collegamento tra le storie micro e i grandi cambiamenti, appunto questo grande cambiamento che volevamo capire come stava influenzando le attività artigianali. Anche qui è emersa da queste prime interviste, che poi ovviamente contiamo anche di portare avanti con altri progetti, un mestiere, una professione piuttosto complessa, nel senso che c'è da trovare questa sorta di equilibrio tra tradizione, innovazione e anche, diciamo così, grandi questioni economiche a livello di globalizzazione, ovviamente. C'è ovviamente un grande attaccamento al territorio, all'identità, eccetera.
relazioni umane sono molto importanti, quindi la comunità di riferimento è molto importante. Ritorna la sfida appunto di puntare sulla qualità contro una standardizzazione di massa, diciamo, di quello che è il prodotto che viene commercializzato più diffuso. E poi questo elemento appunto che è emerso con forza non è quello di limitarsi appunto a produrre un prodotto, quindi, ma proprio trasmettere un'appartenenza, trasmettere proprio cultura, trasmettere la propria storia e la propria passione. Quindi questi secondo me sono gli elementi che sono emersi con più forza. Come vi dicevo prima, noi abbiamo organizzato molto semplicemente queste interviste in una playlist di YouTube, dando un minimo di spiegazione, dando un minimo di contesto, diciamo all'interno di dove nasce questo e perché nasce questo progetto, e poi c'è ovviamente la possibilità di ascoltare e di vedere le interviste, e ovviamente con la possibilità anche di scegliere i sottotitoli, quindi anche questo dicevo prima che era diciamo, l'elemento, diciamo, che ci ha fatto scegliere anche per una piattaforma conosciuta come YouTube, in questo senso. Adesso volevo solo provare a farvi vedere un video, proprio così. Schönen guten Tag, Herr Gatterer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns dieses Gespräch zu führen. Amen. Wie sind Sie zu Ihrem Handwerk gekommen? Die Entwicklung bei mir war so, dass ich schon als Kind immer wollte mit Tieren arbeiten. Der erste Gedanke war mal Tierarzt zu werden, das hat noch nicht so hingehauen. Und dann war mal kurz ein bisschen wenig Möglichkeit damals mit Pferden was zu machen. Volevo far vedere il video con la possibilità di Schönen guten Tag, Herr Gatterer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns dieses Gespräch zu führen. Amen. Wie sind Sie zu Ihrem Handwerk gekommen? Die Entwicklung bei mir war so, dass ich schon als Kind immer wollte mit Tieren arbeiten. Der erste Gedanke war mal Tierarzt zu werden, das hat noch nicht so hingehauen. Und dann war mal kurz ein bisschen wenig Möglichkeit damals mit Pferden was zu machen. Aber irgendwann habe ich es dann doch geschafft, auch meine Mutter zu überzeugen, weil die war immer so ein bisschen skeptisch für Berufe mit Pferden. Und der erste Schritt in die Berufswelt als Hufschmied war eigentlich die Arbeit im Reitbetrieb. Damals in Sterzing und dann in Brunegg. Und wie sich das dann irgendwo auch verändert hat, da habe ich eine Möglichkeit gesucht, in dem Bereich zu bleiben. Und das war dann eben der Hufbeschlag. Und das Interessante damals war, dass wir... Ecco, queste sono le video con la possibilità appunto di switchare i sottotitoli, ma conoscete tutti. Basta, questo è quanto. Grazie. Una domanda ce l'ho io. C'è qualcuno di questi artigiani che ha a bottega qualcuno o sono veramente in estinzione? Allora, questa è una bella domanda perché questa è una preoccupazione reale. Solo 2 persone
di queste 10 avevano la certezza, avevano la certezza che il loro, anzi 3 persone avevano la certezza che il loro lavoro sarebbe andato avanti senza problemi, perché avevano delle giovani e dei giovani lavoranti con loro che avevano passione di portare avanti questo mestiere. In particolare appunto il signor Tale Ramerano, che è quella persona che fa le decorazioni sul cuoio con le penne di pavone, quindi piume di pavone, con questa tecnica insomma molto, molto particolare. Aveva una ragazza lì che era presente e lei stava prendendo un po' in mano tutto e lui era molto, molto felice di questo, perché effettivamente era abbastanza preoccupato di vedere andare in fumo tutta l'attività. E anche Irene Tomedi, ancora un mestiere veramente anche questo molto particolare, perché è il restauro di tessuti antichi. Ha avuto la possibilità di avere una ragazza che è ancora con lei adesso e le sta insegnando un po' tutto il mestiere. Però questa è una preoccupazione reale, perché pochissimi, diciamo così, hanno individuato delle persone che possono effettivamente portare avanti il mestiere. Grazie Karin, grazie. Proporrei un attimo una pausa perché dovrebbe venire Frangipane a far vedere l'ultimo punto del suo sito. Lo stiamo aspettando e vediamo se... Ok, facciamo una pausa. Grazie.